con Marco Zabotti, il direttore scientifico dell'Istituto Diocesano Beato Toniolo. Pieve di Soligo può vantare tanti personaggi illustri. In che modo verranno celebrati attraverso questa nuova realtà? Allora, innanzitutto è la nuova realtà che è una novità, nel senso che si mettono in rete le fondazioni, gli istituti, le associazioni che sono da anni operative, sono tutti ispirati a questi grandi personaggi. Ne abbiamo 6 che in questa fase si mettono assieme e vogliono creare un'occasione comune, positiva, di lavoro, di collaborazione e di presenza sul nostro territorio. Dall'altro lato noi vogliamo mettere in campo delle iniziative comuni nel segno del fare rete, fare cultura, fare comunità e fare UNESCO. Cioè, per esempio, un calendario comune di iniziative, uno spazio in cui queste associazioni promotrici, ma soprattutto vogliamo prenderci cura di quelle decine di personaggi illustri, di queste vite illustri che Pieve vanta, e in questo senso noi vorremmo tenere alta la memoria, favorire percorsi di approfondimento e di conoscenza e soprattutto anche valorizzare le giovani eccellenze, perché crediamo che in questo senso la genialità di un tempo sia oggi anche la genialità delle nuove generazioni. Maestro Giancarlo Nadai, questa è sicuramente un'occasione per valorizzare la piccola orchestra veneta anche con i 20 anni, giusto? Sì, come ho già detto in un'altra intervista, quest'anno è il nostro ventennale. Siamo già partiti con il tour di concerti il 1° dicembre al Centro Culturale Pertini di Jesolo. Continueremo, adesso abbiamo, oltre a quello che abbiamo appena concluso, abbiamo tutta una serie di eventi, sono tantissimi, che fino a dicembre del 2020. Con Enrico Nadai, com'è importante valorizzare il territorio con queste iniziative? È importante valorizzarlo. Se c'è una cosa che io tante volte invidio a tanti paesi stranieri che non hanno le nostre stesse fortune sotto il profilo culturale, è il fatto che sanno valorizzare anche le piccolissime cose. Noi nel nostro territorio abbiamo veramente tante persone che nel corso della loro vita hanno svolto attività importanti e quindi è fondamentale che noi ereditiamo questa tradizione culturale, ce ne facciamo a tutti gli effetti responsabili e portiamo avanti nella migliore delle maniere quella che è una vera e propria, chiamiamola responsabilità culturale, che è quella di far fiorire sempre più la cultura nel corso del tempo. Margherita da anni dorme poco la notte e si guarda dentro a sorvegliare le fitte di un cuore che ad oggi ha fin troppo sofferto. Margherita è quel fiore carezzato dal vento